ha dietro il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Adesso Racalmuto saluta il Ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri. È un'altra tappa della marcia verso libertà e giustizia, le stesse che nel 1956 Leonardo Sciascia denunciò come smarrite e scrisse: il paese che si allontana dalla libertà e dalla giustizia e quindi dalla ragione. Le indagini, l'accesso antimafia, la relazione, l'esame al Consiglio dei Ministri e la sentenza. Comune di Racalmuto, fuori tutti, come l'ingresso di Gesù contro i mercanti, fuori dal Tempio. Anna Maria Cancellieri a Racalmuto, lo Stato si riappropria di una parte dello Stato contro l'antistato, la mafia che almeno in parte se ne è appropriata e l'ha posseduta, quasi come spirito maligno, invasione demoniaca che ha determinato nel male azioni e comportamenti. Dunque Cancellieri a Racalmuto come presenza salvifica, esorcizzante, per liberare, disintossicare, recuperare e rilanciare il progresso. Attenzione, è stata sciolta un'amministrazione comunale, non è stato sciolto il paese. Così sottolinea Gaetano Savatteri su Malgrado Tutto, il periodico di Racalmuto, occhio vigile e privilegiato fin dal tempo di Sciascia. È verità. Anna Maria Cancellieri saluta il prefetto Gabriella Tramonti, il viceprefetto Enrico Galeani ed il funzionario del Ministero degli Interni Emilio Saverio Buda. Sono i 3 componenti della commissione che governerà per 18 mesi, prorogabili per altri 6, dalla parte dello Stato e in nome del popolo, animato dalla speranza del riscatto, quindi ancora libertà e giustizia, dunque ragione, allora alla ricerca della ragione perduta. Il ministro è accompagnata dal neo presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, quasi come notaio del contratto di fiducia e di rinnovamento che si è virtualmente firmato tra lo Stato e Racalmuto e i racalmutesi. Ministro, una presenza importante che è testimonianza di presenza dello Stato a Racalmuto, di riappropriazione del territorio. Infatti lo Stato vuole segnare la sua presenza con forza e soprattutto dare molta fiducia e molta solidarietà a Racalmuto. Il vostro saluto alla commissione prefettizia che governerà il paese della ragione, restituendo ragione virtualmente al paese di Sciascia per 18 mesi. Sicuramente la commissione prefettizia lavorerà con passione, con impegno, noi siamo tutti con lei e insieme speriamo di restituire ragione e fiducia a Racalmuto perché se lo merita. Il neo presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, un ruolo oggi quasi come notaio di un contratto che si firma virtualmente tra lo Stato, il ministro Cancellieri e Racalmuto, un contratto di fiducia, di rinnovamento verso il progresso. No, assolutamente non voglio fare il notaio, ho fatto solo il portavoce degli uomini di cultura di Racalmuto che mi chiesero assolutamente di intervenire, di dire al Ministro di venire e dare segnali positivi in questo territorio, ma non solo a Racalmuto ma alla Sicilia tutta e comunque la Sicilia vive di messaggio, questo è un messaggio positivo comunque, la precondizione per un sano sviluppo futuro. Ecco, quanto è importante allora riappropriarsi del territorio contro l'oppressione, il ricatto della criminalità organizzata di stampo mafioso e non. Sì, dico, come voi sapete Confindustria Sicilia non fa assolutamente, non è forza di polizia, è associazione datoriale per le imprese, quindi orienta le imprese verso il libero mercato. Quindi dobbiamo tentare di liberare quel mercato controllato dalle organizzazioni criminali e portarlo al libero mercato. Lì ci sarà più futuro, più ricchezza pro capite anche. Ovviamente un territorio franco, libero dalle oppressioni criminali favorisce la vostra azione di Confindustria. Non c'è dubbio, infatti proprio qualche settimana fa è arrivata una lettera del Ministero degli Interni che definisce area franca, significa area franca Caltanissetta, Agrigento e Enna, quindi in qualche maniera nel prossimo futuro potremo attrarre investimenti e attrarre l'attenzione di investitori esterni. Lo Stato si riappropria di una parte del territorio, è un'azione che rientra anche nelle vostre attività pastorali. Ma credo che è un lavoro comune, noi dal nostro angolo, loro dal loro angolo, ma metterci insieme per creare un ambiente, un luogo, una città dove la legalità, la vivabilità, l'impegno di tutti possa far guardare al futuro e questo è necessario.
Felice Cavallaro, abbiamo letto su Malgrado Tutto che le hanno proposto di candidarsi a sindaco di Racalmuto, lei ha rinunciato però assumendo un impegno: starò sempre vicino al mio paese, oggi più di prima. Ci sono uomini che hanno un ruolo importante nei giornali, nel mondo dell'economia e che sono legati a doppia mandata con questo Paese, non possono certo svolgere ruoli di primo piano sul livello amministrativo, ma certamente debbono diventare un volano di produttività che riesca sul binomio o sul trinomio turismo, cultura, economia a rilanciare una terra che è piena di tesori sui quali siamo seduti guardando il cielo. Dobbiamo scavare e porli davanti alla gente e dire a tutti: venite a Racalmuto. Gaetano Savatteri, davvero oggi si può parlare di una ricerca della ragione perduta a Racalmuto? Sicuramente è l'inizio di un percorso, naturalmente c'è stato un trauma che è lo scioglimento di un'amministrazione comunale e da qui si può ripartire. La presenza del ministro è simbolica, ma la presenza anche di forze sociali, di quella che viene chiamata la società civile, dà il segno che adesso comincia un cammino innanzitutto del ripristino della legalità, ma anche speriamo che si attivino circuiti virtuosi che si traducano poi nell'economia, nei posti di lavoro, nella vita culturale di questo Paese.